Era una tranquilla giornata di primavera. Come sempre, il fiume Melma scorreva limpido e calmo, attraversando la ridente cittadina di Silea. Ma quel giorno accadde qualcosa di strano. Il fiume era inquinato. Il commissario Lattamen, avvisato da una telefonata anonima, si reca sul luogo del misfatto. Non pensavo saremmo arrivati a tal punto. Quale mente malvagia ha voluto questo disastro ambientale? Cartina incontra Lattamen e gli dice: Commissario Lattamen, sono sicura, è stato Polistirio. Del resto egli stesso è un rifiuto della società. Che cosa è successo? Stanotte hanno inquinato il fiume. Ah, questi giovani non hanno più rispetto di niente. In commissariato Lattamen interroga il primo indiziato. Non sono stato io, non potrei mai, e poi ero con Plastic. È vero, commissario, confermo, sa com'è, tra me e Polistirio. Il commissario convoca tutti i coinvolti. Vi ho convocato perché la mia indagine è giunta a un punto. Ognuno di voi ha detto la propria, ma un indizio lampante mi ha illuminato. Il polistirolo che Mr. Misto aveva sul piede quel giorno al fiume è stato per me determinante. Sì, è vero, sono stato io. L'ho fatto perché non credo nella raccolta differenziata. Non volevo che i rifiuti venissero separati, perché sono fatto di tutti i materiali.